Buongiorno, sono tornata con un video. Non so come verrà fuori questo video, magari farò diversi pezzi di video, li attaccherò insieme, non lo so. Sarà un vlog molto strano. Comunque oggi è domenica 16 e io sto facendo il pane. Qui mi sta lievitando più che altro l'impasto e non è ancora pronto. Non mi serve più di un'ora perché lieviti almeno il doppio perché fa freddo qua dentro. Io ho fatto fuoco ma a quanto pare non basta. Sì, ho già acceso il fuoco perché sono le 11:25. Ieri sera ho creato, adesso ero di fuori a stendere, torno fuori, ho rimesso su un'altra lavatrice. Cioè veramente ho fatto 20.000 cose stamattina, tra l'impasto, il coso, la colazione, il letto, i lavori di casa. Ho fatto troppe cose, l'occhio è migliorato, sì, c'è ancora, queste sono proprio le occhiaie, così scure. Comunque, cosa ha catturato? No, hanno catturato una farfalla. No, hanno catturato una farfalla. Poverina, quella ormai è morta. Ah sì, ho messo le stoffe, questa tovaglia che avevo tagliato e cucito, poi ho messo anche il centrino qua nell'angolo e poi qua c'è il grande fratello. E poi c'è anche questo qua. Ecco, sì, ho fatto un po' di cambio di cose e appunto sto stendendo, visto che c'è bel caldo oggi. Ho fatto dei giorni di brutto e freddo e oggi ci sono ben 14 gradi all'ombra, quindi vuol dire che fa abbastanza caldo e io adesso mi stendo tutta la roba che ho da stendere, che ne ho tantissima. L'altra lavatrice sono tutti asciugamani, più ho roba stesa in casa che adesso appena finisco di stendere questa la porto di fuori perché è sullo stendino. Lo porto fuori così magari si finisce di asciugare con il sole di quest'ora che è bello caldo. E basta, oggi forse andremo via pomeriggio al cinema. Ho rifatto anche la tinta l'altro giorno, venerdì l'ho fatta e l'ho fatta sfumata. Adesso vabbè, non guardate i capelli, sono da lavare. Comunque questa è, l'ho fatta sfumata, quindi più fucsia qui e il resto sbiadito, sfumato insomma. È venuta abbastanza bene. Sì, va bene, me li raccolgo e ci vediamo in un altro pezzettino di video. Ebbene sì, ho iniziato il corso di inglese e sto facendo i compiti. Una scheda l'ho già fatta, che è, non so più dov'è, no, non è questa, questa è dell'anno scorso, perché c'è un segno rosso, quindi vabbè, l'ho già fatta. Poi ho preparato l'impasto per il pane, panna è dentro la cuccetta, carina. Ai gatti piace tantissimo questa cuccia fatta in glue, tutta pelosa, quindi se la vedete in offerta prendetela. E non tutti i gatti piace andare dentro, magari piace andare sopra, però è adorata. Qua c'è l'impasto per il pane e basta, fuori piove, oggi è una giornata veramente uggiosa, veramente tanto. Poi oggi praticamente devo far fuoco tutto il pomeriggio. Poi ho il pane che ho appena finito di fare l'impasto, quindi adesso lo devo lasciare lievitare un'oretta e poi devo rimpastare, poi devo rilasciare lievitare. Quello comprato è tutta aria perché mangi 2 panini e neanche te ne accorgi. Invece questo ne mangi mezzo, senti che è sostanzioso, cioè senti che è sostanzioso, sì. Sì, è giusto, dai, dire così. Quindi devo finire inglese. Vi volevo far vedere che qui c'è la televisione, ma ve l'ho già fatta vedere forse,
E al momento i cavi sono tutti incastrati lì, ma rimangono anche così perché purtroppo le abbiamo là nell'angolo le spine, quindi le ho fatte passare sotto al davanzale e così. In teoria i gatti, almeno fino adesso, sarà una settimana che abbiamo la TV, i gatti non sono andati a toccare i fili, per cui sì, ecco, i primi giorni andavano a vedere la televisione, andavano dietro, ma non sapevano, invece adesso si comportano bene, non fanno danni. E quindi abbiamo anche la TV in camera. Questa era la TV dei miei che avevano in salotto, mi avevano chiesto se la volevamo e quindi ce l'abbiamo qui noi. E basta, il letto è sempre il solito, è tutto uguale rispetto ai weekly. Sì, vi ho già fatto vedere la tenda, la tovaglia nuova, sì dai, è tutto uguale. Quindi lì ho il mio caffè latte, qui ho il mio angolo perline, che poi mi sposto sulla tavola, dipende dove, se ho bisogno della tavola libera allora mi metto qua a perlinare, se invece la tavola posso usarla mi metto lì e basta. Ecco, Pepe ha fregato il posto a Panna e quindi Panna è andata qui e Pippo dorme nel suo cestino, tutto il pomeriggio dorme là. Adesso mi do una sistemata perché deve arrivare la mia amica che è tornata da Padova, è tornata e non so quanto starà qua, ci vedremo, ciao! Sono le 10:58 e ci sono 4 gradi qui in macchina. La macchina è all'ombra, quindi fa freddo. Oggi fa decisamente freddo, la neve è arrivata sulle montagne e mi sa che non andrà neanche più via. E sto andando un attimo su dai miei, è tardi. Però ho fatto tutti i mestieri di casa stamattina. Aspettate che intanto accendo la macchina. E quindi... mi sono sbrigata adesso, ecco, mi sono liberata. Sono in una macchina diversa perché la mia non ha le targhe e comunque è da mettere a posto per la revisione della prossima settimana o al massimo il 31 di ottobre e quindi sono senza macchina, quindi sto usando quella di Franz. Però non è la stessa cosa, io non mi trovo molto bene con questa perché è grande per me. Ho tutto steso, ho fatto 2 lavatrici addirittura oggi. Sono contenta, ho fatto tutto e pomeriggio avrò inglese, quindi mi devo dare una ripassata un po' a tutto. Ho appena fatto un video creazioni con la resina e cioè sono contenta dei risultati, soprattutto perché lo stampo è davvero piccolo. Sì, alcune non sono venute perfette, si sono un po' rotte, però con lo stampo così piccolo era inevitabile che qualcuna di queste creazioni non venisse giusta. Però lo stampo è questo qua, con i fiocchi di neve, ecco così si vede, e sì, è davvero piccolo. Pepe è bello sdravaccato per terra, ovviamente al sole, non potrebbe essere altrimenti. Vabbè, vado a fare da mangiare che è quasi mezzogiorno e basta, vado a preparare la tavola, ci sentiremo più in là. Mi è arrivata la Degusta Box stamattina perché adesso spedisce sempre con un corriere privato, penso sia, e quindi arriva la mattina, cioè erano le 9:30, 10, mi è arrivato il corriere, fortuna che ero a casa. Poi qui ho le creazioni, quindi ok, non vi faccio vedere altro, sono da finire però, e basta. Qui invece, oddio, sta bollendo. Ho messo a bollire un po' di fagioli, un po' di piselli, poi li passo, ecco, è caduto tutto, si è staccata la ventosa, cioè li mixerò con il mini primer, quindi faccio una vellutata. E qui invece ho la pasta per Franz che è quasi pronta praticamente. Ecco. Oh, la Marini si è svegliata adesso che è 12:45. Ha dormito dentro quel cubicolo che hanno lì in casa. Adesso non so come... io guardo tutto il giorno Grande Fratello, la notte sto guardando fino anche all'1:30, 2, perché mi piace vedere... Poi l'altro ieri hanno litigato, l'altro ieri pomeriggio, Valeria Marini e Leonardo Casalegno, poi hanno fatto pace, vabbè. Ditemi se può essere un'idea quella di fare un vlog del genere, quindi è diviso in vari giorni, io non vi dico che giorno è o magari ve lo dico,
magari che so, registro il pomeriggio e poi registro la sera dopo, per dire, non vado in ordine, cioè registrarvi tutto il giorno, mattina, pomeriggio, sera. Ditemi se vi piace questo genere di videovlog, misto, proprio misto, non sto tanto a vedere, se ho qualcosa da raccontarvi vi racconto, se no il vlog non lo faccio. Infatti è un vlog di 2 settimane questo, no, neanche 2 settimane, beh sì, circa. Non sono stata, cioè quando mi veniva la voglia di registrare, registravo, ecco. Quindi ditemi se vi può piacere questo genere di vlog rispetto al weekly vlog di prima. Magari chiamerò anche questo weekly vlog, però non è di una settimana, è magari di 2. E non so, ditemi se vi può piacere quest'idea, se questo vlog vi è piaciuto. Sarà stata una grande sorpresa perché avevo detto che non avrei più registrato dei video del genere, invece sì, vlog delle giornate sì, ma non vlog di più giornate insieme, e quindi sono sicura vi sarà piaciuta come sorpresa. E sì, mi serviva questo stacco dai weekly, veramente mi serviva, mi sento molto meglio. Prima di salutarvi definitivamente, avrete visto che i video vanno in onda tutti alle 14 del pomeriggio. È stata una scelta in base all'analytics di YouTube, cioè ho guardato quando i miei video vengono visti di più e è risultato tra le 2 e le 3 di pomeriggio e tra le 21 e le 23 di sera. Io ho scelto questo orario. Scrivetemi anche qua sotto se vi piace di più vedere i miei video, se volete che i miei video escano la sera, scrivetemelo qua sotto, che magari qualche video lo faccio uscire alle 2 di pomeriggio, qualche video lo faccio uscire alla sera, cioè a me non cambia niente, sapete che sono programmati, quindi non mi cambia niente, basta che cambio l'ora. E ecco, ditemi anche questo, quindi se vi è piaciuto questo genere di video, se volete i video alle 2 del pomeriggio o alle 9-10 di sera, e cos'altro avevo chiesto, non mi ricordo, comunque vi lascio. Ciao, ci vediamo al prossimo, ciao ciao!